in moto, la frana di Perarolo alla Busa del Cristo in Cadore, la massa minacciosa incombe sul Boite, ma la portata è al momento scarsa, esasperazione tra le famiglie sfollate. Covid, il Veneto valuta 3 nuove proposte di acquisto di vaccini, lo ha annunciato il presidente Zaia. Chi parla di una fuga in avanti della regione risponde una cosa allucinante. 3.430 pazienti Covid ricoverati nelle terapie intensive del Veneto dall'inizio della pandemia, la gran parte nella seconda ondata, numeri e pressione in costante calo, spiega il direttore regionale del SUEM. Ha viaggiato 3 giorni e 3 notti, rannicchiato nel rimorchio di un tir tra bancali di legni, ha scoperto a Marino di Piave un migrante che ha raggiunto l'Italia clandestinamente sul posto i carabinieri. Giorno del ricordo, in ogni capoluogo del Veneto commemorati il massacro delle foibe e la tragedia degli italiani di Istria e Dalmazia, cacciati dalle loro terre e costretti a vivere da esuli. Ragazza di 24 anni di Arzignano travolta e uccisa sui binari a Mogliano, a Terme Ugane, camion tralcio i cavi della linea elettrica, giornata nera in Veneto, stop per i tavi sulle tratte ferroviarie. San Valentino durante il Covid, senza possibilità di fare cene romantiche, si riscoprono le terme. Boom di prenotazioni negli hotel, uno spiraglio per una ventina di attività che la pandemia rischia di cancellare. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3. Apriamo dunque con la frana di Perarolo alla Busa del Cristo. Siamo nel Bellunese che si è rimessa in moto. La massa minacciosa incombe sul Boite, la cui portata fortunatamente non desta preoccupazione ma c'è esasperazione tra gli sfollati. Adesso un'ora fa mi hanno cacciato fuori, no? Disperati. Non si fa niente, non si fanno lavori disperati. Siamo... non lo so. È la voce dell'ultimo capofamiglia costretto a lasciare la propria abitazione nelle vicinanze della piazza di Perarolo. Oltre il Boite, a poche decine di metri di distanza, incombe la frana della Busa del Cristo. Mia figlia ha avuto una crisi isterica quando le ho detto che dovevamo uscire di nuovo di casa perché eravamo appena rientrati dopo 37 giorni e questa è la quinta volta in 4 anni praticamente. Quella che vedete alle nostre spalle è la grande frana della Busa del Cristo. La prima volta si mosse nel 2000 e sono 20 anni che lascia con il fiato sospeso gli abitanti di Perarolo di Cadore. 2 giorni fa 3 famiglie sono state evacuate e questa mattina un altro nucleo familiare è stato fatto uscire da casa e la situazione evidentemente per queste persone è di assoluta preoccupazione ma anche di esasperazione. È un'esasperazione comune, io capisco il senso di disagio e anche di profondo smarrimento che hanno avuto in questi anni qua. Il disagio c'è perché l'evoluzione è in essere, l'abbiamo vista anche in questi giorni e di conseguenza le criticità ci sono tutte. L'unico dato positivo in questo momento è che la situazione idraulica non preoccupa come preoccupava un mese fa. È delle scorse settimane una riunione programmata dall'assessore regionale Giampaolo Bottacin con gli esperti delle università di Firenze e di Padova per mettere mano una volta per tutte a un intervento risolutivo e forse la luce in fondo al tunnel comincia a intravedersi, ma la colata inesorabile continua a muoversi anche sotto i nostri occhi. Ieri e l'altro ieri ci sono stati dei distacchi, ieri sera e l'altra sera ci sono stati dei distacchi sulla sinistra di quel mammellone ancora coperto dalla vegetazione. No? Infatti guardando si vedono anche gli alberi che non, dal punto di vista gravitazionale sono piegati. È un movimento complesso che può essere innescato anche da movimenti, da cambiamenti di condizioni al contorno come delle piogge o improvvise o anche come è stato nei giorni scorsi lo scioglimento della neve. La macchina della protezione civile si è mossa immediatamente per tutte le necessità. Io ho un problema doppio perché lavoro in casa, quindi io continuo ad avere un fermo della mia professione e tutti i problemi connessi. Il nostro compito per il momento è solo quello di arrivare sulla zona rossa, dare una mano alle persone a portare fuori i beni che hanno bisogno, di fare una cosa repentina, veloce, insomma, nel minor tempo possibile.
E lo stato di allerta per l'evoluzione della frana comunicato dalla Prefettura ai sindaci di Valle di Cadore e ai primi cittadini dei comuni rivieraschi del Piave è rientrato ieri in serata dopo i chiarimenti della Regione, ma il tam tam sui social era già partito assieme ad una coda polemica e a velate accuse di procurato allarme. La Prefettura di Belluno ritiene indispensabile aggiornare la procedura di emergenza relativa alla frana di Perarolo di Cadore, anche se tutto quanto doveva essere fatto è stato eseguito alla lettera, seguendo i contenuti della delibera del Comune di Perarolo del 18 maggio 2017 che detta le fasi della procedura di allertamento. Scongiurato il rischio del collasso improvviso della frana che sembrava imminente, così come le ripercussioni a valle causate dal materiale che incombe sul Boite alla confluenza del Piave. In serata il chiarimento della Regione ha riportato frana e animi nei rispettivi alvei. Allo stato attuale non ci sono rischi dal punto di vista idraulico, perché qualora il materiale scendesse anche in cospicua quantità nell'alveo del Boite, la portata del corso d'acqua è bassa e quindi non creerebbe problemi idraulici a valle del comune di Perarolo. Per quanto riguarda invece il comune di Perarolo, l'attenzione è massima. Potenziato il monitoraggio a vista del personale della protezione civile e del genio civile sul corso d'acqua. Nella fase attuale il movimento del corpo franoso è troppo rapido per poter intervenire, questo già da alcune settimane. Il progetto di intervento è complesso e prevede il consolidamento del piede di frana, drenaggi dell'acqua che si insinua all'interno del corpo frana, oltre a un alleggerimento della colata, spiega Bottacin, che è in costante contatto con il team di esperti delle università di Firenze e Padova. I fondi per intervenire ci sono, ma la velocità del corpo franoso rende allo stato impossibile l'avvio dei lavori. Installeremo anche un radar a supporto del sistema di monitoraggio in continuo che c'è da anni su quella frana e che consentirà un monitoraggio ancora più attento, puntuale, preciso di tutto il corpo frana, in modo da sapere in qualsiasi momento le velocità. Quindi con questo nuovo sistema di monitoraggio avremo un controllo ancora maggiore rispetto a quello che c'è adesso. E adesso dal sito del Gazzettino.it le immagini del terribile incidente stradale mortale accaduto oggi intorno alle 16:30 nel Feltrino, poco prima della galleria ad Arsiè sulla statale 50 bis VAR. Queste le foto, le vedete, una persona è morta e altre sono rimaste ferite nello scontro tra una vettura e un mezzo pesante. Come detto, la chiusura si è resa necessaria, la chiusura naturalmente della strada per consentire i soccorsi e i rilievi per accertare la dinamica dell'incidente. È interdetto il traffico proveniente dallo svincolo d'ingresso intersezione con la statale 47. Sul posto sono presenti, oltre ai mezzi di soccorso, le squadre ANAS e le forze dell'ordine. Apriamo adesso la pagina con l'emergenza coronavirus, a partire dai dati con il report di Azienda Zero. Nel pomeriggio sono stati 285 i nuovi positivi in Veneto, questo naturalmente rispetto al report di questa mattina. Complessivamente in Veneto nelle 24 ore si registrano 789 nuove positività, 29 invece i decessi registrati in Veneto nelle ultime 24 ore. E il presidente Zaia oggi nel consueto punto stampa ha dato gli ultimi aggiornamenti sui colloqui che il Veneto sta intraprendendo per l'approvvigionamento dei vaccini, e a chi parla di una fuga in avanti della regione dice è una cosa allucinante. Di certo un paio di interlocuzioni che ha sono solide, e devo anche dire, non con tanta sorpresa, che anche oggi nella posta che ho visto abbiamo altri 3 realtà che propongono vaccini. 2 ieri, vedo che c'è comunque effettivamente chi propone vaccini, depurati da quelli che hanno la stessa dignità ma non a livello di EMA, che propongono Sputnik e cinese. Fa il punto il presidente Zaia sui contatti autonomi che la regione sta portando avanti per l'approvvigionamento di vaccini, e da semplici colloqui nelle ultime ore si è fatto un ulteriore passo. Adesso il dottor Flor ha voluto concretizzare questa ultima fase di interlocuzione con un'azienda chiedendo la formulazione dell'offerta scritta. Prima era verbale, oltre a carte mandate erano pur parlé. Adesso vedremo che contratto arriverà e poi si capirà. Inutile anche illudere i cittadini facendo credere ai cittadini che c'è il camion sul piazzale pieno di vaccini finché non l'abbiamo verificato. Il tutto, se avrà compimento, dovrà essere fatto nell'ossessivo rispetto
delle procedure, delle norme e della legalità. Non solo il Veneto, anche l'Emilia Romagna con il presidente Bonaccini si è detto pronta ad agire in autonomia. E se mai si concretizzasse, la quantità potrebbe interessare una o più regioni. Se si concretizzasse, le quantità prevederebbero più realtà, perché la quantità minima non è irrilevante. Zaia spiega come in poco tempo lo scenario sul fronte vaccini sia mutato. Adesso c'è questo nuovo scenario che non conoscevamo, che sembra ci sia sul mercato una quota in mano a intermediari, che saranno quelli che forniscono in giro per il mondo, che so, le farmacie. Il governatore poi si toglie qualche sassolino dalla scarpa, rispondendo a chi ha parlato di una fuga in avanti della regione per i vaccini. Siamo senza vaccini, te lo dico in Veneto così e lo capiscono tutti. Siamo senza vaccini. Abbiamo le persone, i cittadini veneti disperati, quelli che vogliono vaccinarsi, che ci telefonano perché vogliono essere vaccinati. Questa è la situazione. E c'è qualcuno che dice che è una fuga in avanti? Guarda, io non ho parole. Non va mai bene niente. Cari veneti, c'è qualcuno tra i veneti che dice che abbiamo la colpa di esserci preoccupati di andare a trovare i vaccini per i veneti. Non c'è nessuna contrapposizione con il governo, aggiunge Zaia, che spiega poi come al momento non ci sia stata ancora un'interlocuzione con il Ministero. Le carte, se non sono a posto, non si procede di 1 millimetro. Questo dunque è il punto del presidente Zaia. Nella conferenza stampa è intervenuto anche il direttore del Dipartimento Veneto del SUEM 118, il dottor Rosi, che ha fatto il punto sulla situazione nelle terapie intensive. Entro 2 settimane, ha detto, se i dati resteranno invariati, la situazione delle terapie intensive sarà in discesa, con fino a 95-100 posti letto occupati per Covid. Oggi i ricoverati affetti da polmonite Covid in terapia intensiva sono 176, di cui 126 sono ancora positivi, mentre 50 ormai sono negativizzati. Allora, i negativizzati possono essere gestiti insieme ad altri pazienti e questo facilita ovviamente la gestione dei posti letto di terapia intensiva. È il dottor Rosi, direttore regionale del SUEM 118, a spiegare com'è la situazione nelle terapie intensive del Veneto, dove complessivamente sono 470 i posti occupati, ovvero sopra il numero ordinario di posti disponibili. Sono circa 140 quelli liberi. In un anno, ad oggi, 3.430 pazienti sono stati in terapia intensiva, 840 circa nella prima fase e oltre 2.500 da luglio, vale a dire che il grosso dei ricoveri si è verificato nella seconda fase. Questi sono i numeri. Allora, secondo i calcoli, cioè calcolando la degenza media che vi ho detto prima e questo numero di ingressi, se la situazione non cambia, noi ci aspettiamo un'ulteriore discesa che può arrivare fino a 95-100 letti occupati, ma non meno. Quindi vuol dire che se questo numero non scende ulteriormente, continueremo a avere un centinaio di letti di terapia intensiva occupati per pazienti con Covid. Impegnativo il carico di lavoro per gli ospedalieri. Sono state sospensioni di ferie, c'è stato un impegno sul lavoro superiore a quello delle condizioni ordinarie. Adesso io credo che resisteranno ancora. Tornando ai negativizzati, spiega infine come l'età incida notevolmente sulla ripresa dei pazienti usciti dal tunnel delle terapie intensive. La degenza di posti terapia intensiva è comunque lunga in questi pazienti. Più è anziano il paziente e più rimane in ospedale dopo la dimissione dalla terapia intensiva. Forze dell'ordine insieme agli insegnanti tra i primi ad essere vaccinati nella fase 2 con l'arrivo delle dosi di AstraZeneca a Padova, alta l'adesione tra i poliziotti della questura. Circa il 70-80%, quindi è molto alta. Alta l'adesione da parte dei poliziotti e delle poliziotte della questura di Padova alla campagna vaccinale contro il Covid. Inseriti nella fase 2 del piano vaccinale nazionale, già a partire dalla settimana prossima potrebbero ricevere le prime dosi quasi sicuramente del siero AstraZeneca. Il piano con gli elenchi è già pronto. Ci sarà un'intesa tra l'ULSS e il nostro ufficio sanitario, quindi sono già indicati i poliziotti e le poliziotte che hanno aderito alla
alla vaccinazione. La questura di Padova metterà in campo come vaccinatori anche il proprio personale medico. È prevista un'alternativa, o presso il nostro ufficio sanitario, quindi abbiamo una struttura adeguata, oppure possiamo chiedere alla fiera uno spazio con i nostri medici che faranno la vaccinazione al personale nostro. Sul tavolo del governo, del futuro governo guida Draghi, l'ipotesi di prolungare l'anno scolastico per tutto il mese di giugno, una ipotesi che divide. Sentiamo che cosa ne pensano i cittadini. Io sono d'accordo perché visto che gli studenti finora sono stati a casa a fare in DAD, potrebbero benissimo continuare fino a giugno per il loro bene stesso, insomma. Siccome uno slittamento alla fine di 20 giorni, direi che potrebbe andare anche bene. Da un lato sì, però dall'altro secondo me non ci sono le condizioni dal punto di vista anche per esempio del caldo che c'è appunto dentro le classi. Se pensa che se magari uno deve recuperare qualcosa, comunque alla fine studia, per cui insomma ci si può adeguare secondo me. Io penso che per i ragazzi andrebbe bene, che vadano a scuola in presenza soprattutto, che la socialità è importantissima per i ragazzi. Credo che non sia una brutta idea prolungarla, visto che le superiori hanno fatto metà anno a casa e di conseguenza credo sia una buona idea. Diciamo, togliere le certezze alle famiglie sui tempi eccetera diventerebbe un problema, insomma. Penso sia un po' pesante, onestamente. Io credo che però sarebbe importante sfruttare questa opportunità quest'anno di prolungare almeno un mese la didattica normale, insomma. Penso che sì, sia giusto farli fare fino a giugno, perché hanno fatto troppo in casa. Secondo me è giusto, ma dovrebbero dare un incentivo ai professori, perché non è giusto che lavorino il mese di giugno per un problema che non è dovuto a loro. I grandi è anche giusto che si preparino a dovere. Secondo me apprezzerebbero di più forse il fare il secondo semestre fatto bene e iniziare a settembre tranquilli. È importante per i ragazzi poter partecipare alle attività scolastiche. Vista la situazione che c'è, penso che si potrebbe mantenere la solita data di chiusura e non prolungare per altri giorni, quindi questo sì. La cronaca si era nascosto nel rimorchio di un tir, un clandestino è stato soccorso dai carabinieri. Ha viaggiato 3 giorni e 3 notti, rannicchiato e nascosto nel rimorchio di questo tir fra bancali di legna. Ha patito il freddo, probabilmente la fame e la sete, ma non si è mai mosso per paura di essere scoperto, fino a quando il mezzo pesante si è fermato a Mareno di Piave, nel piazzale di un agriturismo. Qui titolare e camionista hanno iniziato a scaricare la legna da ardere, fino a quando si sono accorti che all'interno c'era una persona. Immediata la chiamata ai carabinieri, che hanno raggiunto il posto in pochi minuti. All'arrivo dei militari veniva aperto completamente il mezzo articolato e veniva individuato un soggetto proveniente dall'area persiana e quindi di origine iraniana, il quale dopo un viaggio probabilmente di 3 giorni effettuato dalla Bosnia-Herzegovina sul retro del camion era arrivato in territorio italiano. In evidente stato di stress, infreddolito e in precarie condizioni di salute, l'uomo tra i 20 e i 30 anni era privo di documenti. Soccorso dai carabinieri, è stato portato in un luogo caldo, rifocillato, poi portato in caserma per avviare tutti gli accertamenti del caso. Agli esiti negativi dei medesimi, d'accordo con l'autorità prefettizia, veniva consegnato ai rappresentanti di una comunità presente sul territorio al fine di procedere per quanto riguarda la regolarizzazione amministrativa dello stesso. Si è accertato che il conducente dell'autotreno, un bosniaco estraneo ai fatti, proveniva effettivamente con il proprio mezzo dalla Bosnia-Herzegovina dopo un viaggio durato 3 giorni ed era giunto in Italia transitando dalla frontiera di Trieste. Sono in corso ulteriori accertamenti da parte dei carabinieri di Conegliano. 2 incidenti hanno creato disagi al traffico stradale e ferroviario. Un camion ha tranciato i cavi della linea elettrica ad un passaggio a livello nella zona del Castello del Cataio, poco lontano dalla stazione Terme Euganee. Treni in ritardo, addirittura cancellati sulla tratta Bologna-Venezia. In corso Irlanda, lungo la tangenziale di Padova Nord, direzione Castelfranco, invece un tir è stato tamponato da un Ducato. La camionista è rimasta ferita, ma non è in pericolo di vita. Traffico rallentato a causa della riduzione della carreggiata ad una corsia. E sempre sul fronte del traffico ferroviario, disagi
per appunto i treni, perché a Mogliano Veneto nel pomeriggio intorno alle 15, siamo in provincia di Treviso, una ragazza, una 24enne, è stata travolta sui binari da un convoglio. Ora indaga la Polfer per capire se si sia trattato di un incidente o di un gesto estremo. Oggi in tutta Italia è stato celebrato il giorno del ricordo. A Vicenza sono state deposte delle corone d'alloro al cimitero maggiore in onore dei martiri delle foibe. Annientati, perseguitati, cacciati, uccisi. Storia di donne, di uomini, di bambini. Storia di italiani che dovettero abbandonare la casa dei loro padri. La follia della pulizia etnica degli slavi comunisti, la tragedia degli istriani, dei fiumani, dei dalmati riecheggiano ancora. I loro passi sotto i cieli dell'infanzia, su una terra diventata improvvisamente gelida, straniera, nemica. Una terra che ha inghiottito migliaia di vite innocenti, gettate in buchi profondi chiamate foibe. E poi il dramma dei sopravvissuti, fuggiti, l'esodo verso un'Italia che non li ha accolti, che non li ha soccorsi. Oggi, nella giornata del ricordo, di quella storia di dolore restano immagini sbiadite, ma la memoria è limpida, accesa, vivida. E per non spegnerla mai più, in tutta Italia si tengono cerimonie come questa, a Vicenza, dove il sindaco ha deposto una corona d'alloro e ha reso gli onori ai martiri di una delle pagine più buie della storia contemporanea. Noi ci riferiamo contro tutti i regimi dittatoriali, totalitari, che hanno provocato violenza, sangue e che hanno distrutto intere generazioni, e quindi da questo punto di vista i martiri delle foibe, quindi le vittime delle foibe, sono un momento storico importante che lo Stato ha voluto finalmente ricordare, che noi rammentiamo qui con un ricordo anche di natura religiosa ma poi anche civile, e lo ricordiamo appunto quest'anno in modo particolare con l'intitolazione di una nuova piazza a Polegge a Norma Cossetto, che è simbolo della violenza di questi avvenimenti, proprio con riferimento agli istriani dalmati in particolare. Convegni, lapidi, pietre d'inciampo. Vicenza sta lavorando molto sulla memoria della tragedia della Shoah e sul ricordo dei martiri delle foibe. Storie che devono resistere alla dimenticanza, che devono rappresentare un monito. Che non accadano più eccidi, che nessuno sia più costretto a perdere la propria casa, la propria terra, la propria vita. Dopo il trattato di pace, firmato dall'Italia nel 1947, bisognava stabilire se eri italiano o meno. Se volevi rimanere italiano non era possibile, dovevi optare, cioè dire sono italiano, e quindi eri costretto all'esodo. I martiri delle foibe non appartengono a foto ingiallite, a un orrore lontano. La loro storia abita ancora nel nostro presente, così come l'esodo dei sopravvissuti fuggiti verso un abisso di incertezza. Doveva essere riconoscente l'Italia verso queste persone che avevano abbandonato tutto e quindi in completa povertà scelsero di essere italiani. Voltiamo pagina, ci spostiamo a Cavallino Tre Porti per la realizzazione del nuovo distretto sanitario. A Cavallino Tre Porti un nuovo distretto sociosanitario unico con annessa la nuova sede del punto del primo intervento, un investimento da 2.700.000 euro a carico della ULSS 4 per il nuovo edificio della superficie dei 1.518 metri quadri. Costruiremo la nuova sede del distretto sanitario con il nuovo punto di primo intervento e la nuova sede per i veterinari. Il terreno concesso gratuitamente dal comune di Cavallino Tre Porti. Per la necessità del nostro territorio, e oggi più che mai ci siamo resi conto di quanto importante sia la sicurezza e anche soprattutto quella sanitaria. Il progetto dell'opera donato da Asso Camping, che raggruppa le più importanti attività ricettive del litorale. Insomma, un vero esempio di collaborazione tra pubblico e privato che andrà a coprire le esigenze tanto della cittadinanza quanto quelle dei turisti.
in una località come la nostra, frequentata da famiglie con bambini, magari anche anziani in bassa stagione che da decenni frequentano la nostra località, avere un servizio sanitario, soprattutto di emergenza, è fondamentale. Molte persone, soprattutto in questi periodi, scelgono una località anche in base a questo tipo di servizi. Ed ecco in concreto come si strutturerà il nuovo distretto. Una parte dell'edificio sarà tutta dedicata al distretto, quindi gli ambulatori per le visite, l'ADI, tutta l'attività diciamo così distrettuale del consultorio e quant'altro. Una parte invece sarà appunto di primo intervento che raddoppia come metrature dagli attuali 200 metri quadri, arriva a 450 metri quadri con la camera calda, gli ambulatori dell'urgenza e emergenza, e ci sarà poi un piccolo edificio di 180 metri quadri destinato ai veterinari per la cura degli animali. A San Valentino, in tempi di pandemia, senza possibilità di fare cene romantiche, si riscoprono le terme. Un fine settimana per riaccendere la speranza, oltre che l'amore. Il weekend di San Valentino ha il sapore di una piccola ripartenza per gli hotel del bacino termale, profondamente segnati dalla pandemia. Secondo Federalberghi Terme, su 90 strutture del territorio sono circa una ventina gli alberghi che hanno già scelto di riaprire, complice il ritorno in zona gialla, per offrire un servizio alle coppie di innamorati che vogliono trascorrere un fine settimana romantico. Siamo circa su 2.500 prenotazioni negli alberghi che sono aperti, e quindi avremo dai 5.000 ai 7.500 presenze che registreremo in questo fine settimana di San Valentino. Questa pandemia che è veramente terribile e che sta mettendo in grandi difficoltà non solo le imprese ma anche le persone stesse, e quindi è un momento in cui trovare un po' di pace. Le prenotazioni negli hotel saranno ovviamente contingentate, non si accoglieranno più del 60% delle richieste sul totale dei posti letto. Gli standard di sicurezza sono elevati. Nelle strutture termali adesso stiamo inserendo la metodologia del turno per poter accedere a tutti i servizi in serenità e soprattutto in sicurezza, che è la cosa fondamentale, specialmente nei reparti dedicati all'acqua, quindi alla piscina termale, dove la gente può immergersi comunque in sicurezza, perché le piscine con il cloro sono già un luogo particolarmente sicuro. Diciamo che dal punto di vista poi della fruizione di tutti i servizi, avendo bloccato le prenotazioni a circa un 60% della capienza di tutte le strutture, abbiamo ragione di credere che la sicurezza verrà mantenuta e sarà garantita in maniera costante e soprattutto senza difficoltà. Le coppie ospiti negli alberghi potranno cenare in sala, camerieri e personale saranno sottoposti a screening anti-Covid, vietato il buffet, consentito solo il servizio al tavolo. San Valentino si preannuncia un banco di prova per una tanto attesa ripartenza per il settore termale. L'intera categoria ha bisogno di risorse per iniziare a lasciarsi le spalle la crisi nera del 2020 che ha provocato un calo di guadagni che sfiora il 90%. È tutto, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito e buona serata. Benvenuti al meteo. La perturbazione sfila via verso i Balcani, la pressione atmosferica torna a salire e dunque il tempo migliora decisamente sul nostro territorio. Vediamo insieme il dettaglio di giovedì 11 febbraio. Sul Veneto prevale un tempo asciutto e stabile, sarà una giornata piuttosto soleggiata, vedete, con cielo sereno o solo localmente poco nuvoloso. Maggiori addensamenti sulla pianura meridionale ma senza ulteriori conseguenze. Temperature senza particolari variazioni, minime tra lo 0 e i 3 gradi, valori massimi invece fino ai 13 gradi. Stessa situazione poi anche sul Friuli Venezia Giulia, tanto sole come vedete su tutte le province, non sono attese piogge particolarmente degne di nota, il cielo sarà sereno o al massimo velato. Temperature minime fino a 3 gradi, massime invece fino a 11-12 gradi. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige dove non cambia la previsione, anche qui bel tempo stabile e senza precipitazioni degne di nota, locali annuvolamenti ma del tutto innocui. Temperature minime tra -2 e 0 gradi, massime invece fino agli 11 all'incirca.
Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.